economico che si sta fermando. E ragioniamo di nucleare, non pensiamo di far ripartire domani mattina. La trasmissione di questa sera è nucleare sì, nucleare no. Cioè, voglio dire, se vogliamo stare su questo tema, se no parliamo anche d'altro. Allora, tu ammetti che c'è... La trasmissione di questa sera parla del nucleare che serve a fare una cosa, per fare energia pulita. Va bene. Va bene. Allora, per fare energia pulita ci sono tanti altri ma ti sto facendo la domanda, allora, conosci che esiste un nucleare pulito? Lo conosci? No, perché quando salta una centrale, il nucleare non è pulito per chi c'è vicino, anche per chi c'è nel raggio di 100 km. Ti ripeto, la fusione nucleare è un nucleare pulito, sì o no? Sì, ma quella che tu fai e metti, come si dice, su queste 159 centrali, e basta che ne salta una di queste in questi giorni, vediamo come cambia. Ti sto parlando di fusione nucleare, non della quarta generazione, di un altro concetto di uso del nucleare. E il nucleare pulito a risorsa illimitata, non è vero. Allora si sta parlando delle centrali di terza generazione, diamo le informazioni anche positive su sto nucleare. Queste 4 centrali che vogliono fare non sono fusione. Ma per arrivare alla quarta ci vuole la terza. Un secondo. Ma scusa, per arrivare alla quarta ci vuole la terza, e per andare oltre, per andare alla fusione è chiaro che bisogna lavorare sul nucleare. Per lavorare sul nucleare com'è che ci lavori? Ma la stanno già costruendo. Se non hai